Tanti auguri a te. Ma non è il mio compleanno Tanti oggi. auguri. Vabbè, non è, Ma però non è, questo se lo ragazzi. dico così cosa si festeggia di solito? Il compleanno. Un compleanno. E oggi facciamo un menù Sì? del compleanno. Che vuol dire un menù? Meno, di più non si fa, di meno sì. Ma che Cioè, nel senso che c'entra? oggi non so se ci hai fatto caso. Sì. Quando fai una festa di compleanno e la fai in un ristorante, Sì. si fa o antipasti e secondo Sì. o antipasti e primo. E che Non si vuol fa dire? il pranzo completo, noi lo rifacciamo. Perché si usa Io così. non capisco, ragazzi. Che ci ma vuole a cosa capire oggi quando uno fa il compleanno non fa il pranzo completo. Sì. Ormai c'è l'usanza di antipasti e primo, antipasti e secondo. Mm. Meglio antipasti e primo così si spende di meno. Vabbè, ok, e quindi facciamo, che Mi sta facciamo? sembrando che sto facendo una ricetta di un sugo all'arrabbiato. Ma no, ma perché scusa, inizi, tanti auguri, cioè ma che tu c'entra mi ragazzi? smonti Ma tutto. come uno deve... Scusate. Tanti auguri, Allora allora. facciamo 2 antipasti che sono le sfere di parmigiano. Sì? Esatto, non ci arriveresti mai. Buone. E poi facciamo la caprese però 2.0. Dai, e com'è Una caprese che 2.0? la Particolare, rivisitiamo. particolare, dai. E poi facciamo come secondo un brasato di maiale all'arancia. Buono, brasato di maiale all'arancia, Ah? immaginate, dai. Iniziamo con la Di gran preparazione classe. del maiale. Per cui prendiamo questa Prendiamo questa, e la mettiamo qua. sì, Prendiamo un po' di olio, eccolo, così, e lo accendiamo. ecco. Nel frammentre prendiamo Sì. un piatto Dai, che ci occorre, questo. Dimmi per fare cosa? Per infarinare il nostro tocco di maiale. sì, Per cui mettiamo della farina, così, eccola, così che ci basta. Prendiamo il nostro maiale Bella. retinato e lo andiamo a giummellare. e lo tutto giummelliamo. Qua, Che vuol così. dire giummellare? Non lo so, me lo sono inventato ora, ma mi è piaciuto che tu l'hai ripetuto. Giummelliamolo, mi piace. Giummelliamolo Dai. nella farina. Eccolo, Ecco, nascerà un neologismo, il giummello di maiale. giummellino, va bene. Va bene, dai. L'olio che sta sfrigolando, andiamo a fare una reazione di Fayard. Di Fayard. Perché c'è la farina, per cui non è più Maillard, ma c'è la Va Fayard. bene, ok. E lo mettiamo così. E lo mettiamo là. Qua, così. E lo Ecco. facciamo prendere. Dopo che abbiamo fatto questa bella soffrimenta, Dai. d'accordo? Noi qui in cucina a cosa siamo costretti? Ad andare avanti con i tempi. E quindi? Per cui diciamo le procedure e poi mi dai un attimo una pinza. Vuoi la una pinza? Allora, quindi... E stiamo facendo... ma senti, questo che carne, Allora, che tocco è? questo è Che il tocco cos'è? del capocollo di maiale. Un capocollo di maiale, quindi uno va in macelleria e cosa dice? Un capocollo di maiale? Sì, ci va col maresciallo, che è un maresciallo, e chiede del suo capo. C'è il capocollo? Perché il capitano si chiama Collo. Quel maresciallo Vabbè. c'è il capocollo, e lo andiamo a girare, vedi così, guarda. Vabbè, Andiamo deve a fare vedere. questa reazione di Maillard, quindi Con si tutta deve la- un po' colorare. La pentola si è sporcata di farina. A questo punto cosa A facciamo? questo punto che facciamo? Uniamo le verdure. Dai. SCC. Sedano, carota e cipolla. Brava, così. Andiamo a mettere E che ti manca? un po' di vino dolce. Un po' di vino dolce. Così. Un Bella, moscato. un moscato. E un buon vino bianco. È un buon vino bianco. E lo andiamo a mettere tutto così. Bella. Così. Ci Ecco. aiutiamo con un poco di acquetta. Sì. Così. È chiaro che il pubblico, lo sai, ci vuole bene. Noi abbiamo un problema di tempi televisivi, sì. perché questo dovrebbe rimanere a marinare, ma noi facciamo conto che lo abbiamo già fatto marinare. L'ho già fatto, no? Come l'abbiamo L'hai già già fatto. fatto, lo mettiamo in cottura, Sì. esatto, così, copriamo e lo facciamo andare tranquillamente per un bel po' di tempo dopo. Quanto tempo? 2 ore? 2 orette almeno 2 dopo che ha orette. marinato. 2 orette. Va bene? E qui facciamo. Cosa vogliamo preparare? Teste. Prepariamo la salsa d'arancia? Sì. La prepariamo? Sì. Prepariamo la salsa d'arancia? Dai. Sì. Prendiamo un pentolino. Partiamo da qua, un pentolino. Ecco qua, guarda, fai una cosa, Desiree. Che cos'è questo? Aspetta, prima lo devi fare, non lo puoi È vedere. il rosso dell'uovo? Tieni l'arancia. Che cos'è? La Prendi salsa d'arancia? Non c'è arancia. Premi Vediamo. l'arancia. Tieni l'arancia. Non ce n'è arancia, che Tieni devo qua, fare? Spremi l'arancia, così non ci fai andare a Sicilia. Ti sei macchiata tutta, ecco, brava. Questo abbiamo spremuto 2 arance.
direttamente ve lo abbiamo fatto. Premi anche l'altro, dai. La smetti, mi fai male, dai. Dai, così, questo. Che scemo, ragazzi, niente, vabbè. Avevo fatto, mettiamo la salsa, questa arancia qui. Senti, nel quante pentolino. arance sono? 2 arance. 2 arance. Ma ne stiamo facendo poca perché insomma poi ognuno Certo. sa quel che vuole e non sa quel che vada. Va bene? Vabbè, allora. Quante arance sono? 2 arance, le hai spremute tu 2 e neanche lo arance. sai. Va scusa. bene, allora. Poi mettiamo un cucchiaio di zucchero. Eccolo. Così. Abbiamo messo, tieni. Sì. Spostiamo questa per il momento e mettiamo questa. Ora, in quel succo d'arancia che tu hai spremuto, non so se te lo ricordi, Sì. prendiamo questo vino passito, e diamo proprio un cucchiaio, che ci serve a darci quella alcolicità Bene, alcolemica, un po'. diciamo così. E lo facciamo andare E lo avanti. facciamo andare. Nel frattempo, guarda che facciamo. Prendiamo questa brocchetta, Sì. gli diamo una sciacquatetta, così. Mettiamo un poco d'acqua, così, e aggiungiamo della maizena, cioè amido di Mais. mais, un pochino su, e basta così. Vedi che il nostro succo sta bollendo? Sì, E ora eccolo. procediamo con l'addensamento. Come? Con l'amido di mais. Amido di mais. Come se stessimo facendo una crema. Con un po' d'acqua, ecco. Certo. Che ci serve come addensante, giusto? Yes. Si addensa? Certo. Mettiamo ancora? Quello che si occorreva. Ecco. Guarda già come, guarda Sì, come si muove. ha cambiato già. consistenza, sì. Vedi? Vedi? Appena Bene. bolles ci dobbiamo spegnere. Dai, ok. E siamo spenti, mentre lui va avanti. Lui va avanti. Prepariamo questi 2 antipasti. Sì. Ci occorre una bolla. Le Eccola. sfere di parmigiano. 100 grammi di parmigiano. Sì. Cafolliamo inside. Vai. Cafolliamo, sai che vuol dire, no? Sì. Che vuol dire? Poi c'è il verbo... Cafoggiare. E questo cos'è? Albume? Albume. Cioè questo è, come si chiama? Il rosso dell'uovo? Questo è il bianco Albume. dell'uovo. Albume. Lo cafolliamo qua così e iniziamo a mescolare. Solo Oggi- questi 2 ingredienti? Sì, sì. Nelle nostre preparazioni oggi andremo, vedi, dobbiamo far sì che diventi una bella pappetta. E lo sai che quando facciamo questi composti cosa devono fare? E che ne so? Devono Riposare, quindi noi l'abbiamo già fatto, vuol dire, per no? certezza aggiungiamo un poco di amido di mais, Vuoi mettere? certo, così siamo certi che la consistenza tenga. si addensa, che si perché questi addensa. andranno fritti, capito? Lo facciamo riposare quella mezz'oretta, oretta, capito? Lo mettiamo da parte, lo facciamo riposare. E lo facciamo mezz'oretta, riposare. va bene? Poi, Esatto, e abbiamo fatto anche quel composto. Ora dobbiamo fare che cosa? Il secondo antipasto. dai, com'è il secondo Ma ti antipasto? faccio Ah, è la vedere cosa caprese, faccio. vero? È una caprese 2. Punto zero. Mi serve questo tagliere, Vai. che me lo Eccolo. prendo così. Qua. Prendo il pomodoro rigorosamente non lavato. Lo sai che noi ci Ma teniamo. secondo me no, l'abbiamo lavato. Non l'abbiamo lavato. Non ci L'abbiamo teniamo. lavato. Noi ci teniamo. Andiamo al taglio. E voilà. Poi Poi, prendiamo un cucchiaro e lo svuotiamo. e una Guarda che piccola bello. bowl. Prendiamo una bowl Eccola. e facciamo andare il tutto qua dentro. Tutta la polpa togliamo? Sì. Che poi perché si dice polpa? E che ne so? Non ce li hai Che i la tentacoli? polpa. Ma che c'entra? E la polpa non è la moglie del polpo. Ma no. Ma sì, che polpa ne ho? E andiamo a svuotare la polpa così. Ecco. Ci aiutiamo col cucchiaio. E svuota, svuota, svuota.
e l'abbiamo svuotato. Eccolo. Guarda che carino. Poi, Questo lo mettiamo un po' da parte, così. Questo ce lo mettiamo qua, il pizzichino di sale. un po' di sale così Così. all'interno. Mi dai il Regan? Eccolo. Il Regan? Ci sto di, ma che stai facendo? Ma che ne so, Mi dai il basil? basilico qua, guarda, è là. Qua. Una, E metti dentro. lo metto dentro, così. Questo lo poso, questo lo metto qua, questo lo metto qua. Mi prendo un bel pezzone di mozzarella. Ho usato questa a panetti che è sempre fior di latte perché ha meno liquido. Per la preparazione che ci serve è meno liquidosa. Facciamo così, Ecco. facciamo così, così. Ora, prima di farvi vedere come finisce sta cosa, faccio la mia rima dei consigli per i consigli. Dai, falla con caprese. La mozzarella è di caprese e noi facciamo i consigli per i consigli. No, raga, non lo capisce cos'è la rima. Vabbè, consigli per i consigli. C'entra. Se mi dici sempre così, non c'è. scusa, vabbè. E qui continuiamo a dare questo impastino così. Bene, quindi facciamo questi cubettini così. Questa tartare di mozzarella. Brava, tarta mia ormai Ti piace? sotto non si tiene più, Eh. non si tiene più. Ti ricordi questo Sì. interno di pomodoro? Questa Leviamo le polpa. parti dure e ci teniamo le parti morbide. Sì. Ok, facciamo Ecco. così. Qui Allora. dentro mettiamo questo composto di mozzarella. Sì. Con una forchetta Sì. lo smincantellulliamo. Dobbiamo mischiarlo? Più che mischiarlo, smincantellulliamo. È così? bravo, bravo. Aggiungiamo del basilico fresco così. Aggiungiamo dell'origano. Se volete ci potete mettere un po' di maggiorana, un po' di aglio, insomma quello che volete. Un po' di Poi, curcuma. vabbè, facciamo le cose cinesi. Aspetta. Un po' di zest. Quello che, dici quello che volete, scusa. Ah, che bello, che bello. Ecco. Ecco Va qua. bene così, ti Abbiamo piace? fatto così, più o meno sì, ci siamo. Mi occorre, ma sai cosa? Un po' d'olio? Pochino proprio. Pochino d'olio, va bene. Perfetto. Basta. Guarda cosa facciamo ora. Innanzitutto ci presumiamo di un piatto. Dai. Un piatto. Che mettiamo qua? Questo te la regalo. Sì. Prendiamo questo e facciamo così. Bellina, guarda qua. Eccola. La regina del pepe, per È favore. una caprese, diciamo, diversa, no? Anche molto elegante, se vogliamo. Così, monoporzionata. Ok. No, non me l'aspettavo questa, ragazzi. Non me l'aspettavo. È gourmet, quindi. E quindi è gourmet questa? No, non è gourmet, è di un altro, non è gourmet. Ma chi è gournaltro? Gourmet? Gourmet significa gourmet. Ma no, gourmet è una parola francese che significa una cosa, diciamo, Gourmet. gourmet. Non è ancora finito perché gli dobbiamo dare quella pulita che merita. Ecco. Questo lo mettiamo di qua. Però diciamo che... E ora noi ci prepariamo a finire la salsa che avevamo detto di... No, non devi mangiare, devi guardare. Allora, abbiamo la Questa salsa è di la nostra soia. salsa d'arancia. No, La salsa di salsa soia. d'arancia. Salsa d'arancia. Tu mi dai gentilmente una frusta. Picchiami. Eccola. Sì. Mettiamo una nocella. Posso di burro. frustare? Sì. Devi fare squagliare Ma si il burro. scioglie così, anche sì, se sì, spenta? gira che si scioglie, gira che si scioglie. Ecco qua. Non mi guardare male, tu mi hai detto così, dai, gira dai, che dai, si dai. scioglie. Sto girando. Ok. Hai visto Dai, che il burro vai. si è squagliato? Si è sciolto, ho stessivamente? visto, va bene. Allora, quindi, questa è la salsa pronta? È già Questa è pronta la salsa, o no? sì. Sì, già pronta. Adesso che facciamo? Le palline dobbiamo fare.
Allora, io mettiamo sono qui. curiosa di capire come le fai queste palline Ora ti faccio adesso. vedere. Fammi vedere Ti ricordi che abbiamo detto che il composto doveva riposare? cosa abbiamo fatto. E lo Parmigiano, facciamo, l'abbiamo bianco fatto d'uovo. riposare. Guarda come è diventato. Ho visto. Guarda che facciamo. Quindi semplicemente delle palline così? Così. Ecco, Sono degli antipasti diversi, capito? palline, dai, sì. Pallina. Pallina. Ti aiuto? Certo. Ora fa il mappamondo. Ah, no, palline, hai detto palline, facciamo palline. Pallina. Pallina. Guarda che carina, è perfetta proprio, guarda. Pallina. Ecco, finito, È finito così. finito. Allora, quindi, Perfetto. Quindi l'olio sta andando. Qui dobbiamo fare un altro lavoretto, guarda. mi sciacquo un attimo le mani. Ci fai. Ecco. Che cos'è questo? Sto facendo un po' di basil trituré. Che lo voglio mettere qui, così. Bene, così, un tocco finale, dai. Eccolo, quindi, Olive oil. E questo è uno dei piatti che abbiamo. e questo è preparato. pronto. Il Quindi, primo il antipasto. primo antipasto è la caprese, adesso. Non ti sembra il pomodoro col pericullo verde? Molto bello, sì. Andiamo a provare se l'olio va bene. Ci buttiamo, ma penso che vada bene. È caldo, andiamo. E allora, una, ci siamo, dai. Due. Mi dai una forchetta così non faccio danni. Ecco, Grazie, mon amore. Tutte dentro così, grazie. Mi dai una girata prima di darmela. Una girata con le mani, in modo che la ricompatti. Bene, va bene, no, con una mano. Come le hai fatte? Non le schiacciare. Così. dai, vai in frittura, vai. Vai in frittura e ci Ecco. siamo. Pronti? E ci siamo quasi, dai. Quindi il secondo antipasto è quasi pronto. Questo com'era? Qui ci siamo. Il secondo antipasto è quasi ready. Ci abbiamo una schiumarola. Prendiamo. No, schiumarola. Eccola. Schiumarola Ah, e è questa? Questa. Quella più questa piccola? No, quella è troppo piccola. Questa. Eccola. E dove le mettiamo le palline? Le mettiamo qua. Ti piace? Bella, sì, dai, un antipastino, ci sta. Così. Nel frattempo che loro si frattempano, noi possiamo prendere la carne. Prendo un piatto? Sì, mi devi prendere un piatto quadrato, Questo piccolo o questo grande? quello grande. Voilà. Noi abbiamo fatto la nostra salsa, me la Allora, dai? che è qua? Qua, che la andiamo a mettere con il fondo della carne, così. Capito? Bene, quindi diciamo la inseriamo nella stessa Nel pentola fondo della carne. della carne di maiale. Così gli diamo questo sapore. Ecco, Nel mentre che loro friggono ma non si bruciano, ecco. noi le giriamo ancora, però gli diamo occhiata, diamogliela. Andiamo a preparare la carne. Così. Una. Così. Ma che meraviglia, Così. ragazzi. Ma che profumo. Così. Vuoi fare un'altra? No, Fai vorrei un'altra, gridare, dai. vorrei gridare. Perché? È Caldo? calda. Senti, controllo queste nel frattempo. Tanto girare leggermente proprio, eh? Ma non sono pronte secondo te? Quasi. Le esco? No, aspetta. No. Un altro poco, mi devono diventare un poco più senape, colorose. Ma ti piacciono? Molto mi piacciono. Adesso le assaggiamo. Certo. Un altro poco, vedi Va che bene. ancora sono Allora, bianche. quindi dai. E allora andiamo a consare questo. 1, 2, 3, 4 e 5. Noi la puliamo e diamo la sorpresa finale di questo. Stiamo arrivando, tra Stiamo poco. arrivando. Tra poco.
E allora, la E allora? salsetta gli abbiamo dato una ripresa. Dai, Così. ottima. Mi dai il cucchiaio grande, il cucchiaio grande, me lo dai il cucchiaio grande, il cucchiaio Mamma grande. che ansia, il cucchiaio ragazzi. grande, me lo Che dai il ansia cucchiaio che mi grande, mette, grazie. che ansia. Cioè, oggi addirittura tre ricette, ragazzi. 2 antipasti e un arrosto in crema di maiale. Arrosto in crema di maiale. Che Ma cos'è? arrosto in crema di In maiale. crema di arancia. Bravo. E allora, iniziamo Da con cosa l'antipasto. iniziamo? Con l'antipasto. Da Le queste? sfere di parmigiano. Sono calde, no? Vabbè. No, buonissimo. Come sono? Buone. E poi 2 ingredienti. 2 ingredienti. ragazzi. 2 ingredienti, uno e lo Semplice fa. semplice. Pazzesco. E ora passiamo a questo. Si prende il coltello, si prende il forchetta. Lo taglio così a fetta, Sì, no? sì, taglialo a metà come vuoi. Vai. Buono, Fai ragazzi. uno spicchio tipo torta. Spostalo. Guarda che c'è qua, vi rendete Spostalo, facciamo conto? vedere la regia. Guarda che c'è qua. Ah? E questo è il secondo antipasto. Buono, Buono, è una caprese un po' diversa, no? buonissimo. Particolare. Poi fate bella Qualcosa- figura. sì, che va. esatto, guarda che bellina dentro. Guarda. Vabbè, Uno abbiamo diceva, finito. guarda questo che sa fare, guarda che ha Abbiamo fatto. finito, però abbiamo finito con No. questo. E adesso andiamo a assaggiare questo maiale con questa salsa all'arancia. Di qua, guarda, ce n'è di più qua. Wow, guarda questo, guarda. Buonissimo, ragazzi. Buonissimo. Vero? Buono. Ma me lo passi una forchetta? No, No? Neanche con le mani? alla fine di cui era il suo compleanno. No, è la puntata! Non è che c'era per il compleanno. Cioè, questo ha creduto che c'era veramente un compleanno. Ma tu È hai il detto nome il della compleanno. puntata, buon compleanno. Facciamo il compleanno, facciamo Ma è due inutile antipasti. Alla prossima, arriveremo, alla prossima. Tu non sei stato invitato. Va bene. Tu Come no? non sei stato invitato. Come No. Non puoi assaggiare, non sei stato invitato. Mi dispiace. Canta Ciao, tanti auguri. alla prossima. Tanti auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri. Antipasti, sfere di parmigiano, 100 g di parmigiano grattugiato, 2 albumi, olio di semi per friggere, caprese 2.0, un pomodoro a grappolo, 100 g di mozzarella, basilico e origano, olio evo, sale e pepe quanto basta. Capocollo di maiale in salsa di arance, 1 chilo di capocollo di maiale, sedano, carota e cipolla, un bicchiere di vino bianco, olio evo, sale e pepe quanto basta. Per la salsa all'arancia, 2 arance spremute, 2 cucchiaini di maizena, una noce di burro, 4 cucchiai di vino dolce,